Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova, la banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. 8 italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelari disposta dal GIP a seguito di 2 filoni di indagine paralleli promosse dalla Procura di Verona. 6 persone sono finite direttamente in carcere, 2 invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione a delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La Polizia di Stato invece è giunta a identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali.